una gara nel nord Italia per il CVM, con la Verdenis Sella Chiantotan, quinta prova del campionato organizzata dalla scuderia Friuli. 2 Le Mans da disputarsi sul percorso di 6 km e 40 metri, con un dislivello di 450 metri e pendenza media del 7%. Atteso protagonista ancora una volta Pasquale Irlando con l'Osella BMW ufficiale, e il pilota pugliese non si è smentito nemmeno in questa zona della Carnia, dove al saluto di mandi degli appassionati friulani è esposto da grande campione, anche se questa volta si è trovato ad aver fronteggiare per la prima volta l'incognita di un doppio imprevisto. Dopo una salita affrontata con il solito passo vincente, ecco poco prima del traguardo della prima manche sulla sua vettura si spezza un tirante della sospensione posteriore sinistra. Irlando riesce comunque a concludere la salita, anche se con un ritardo di 1 secondo e 41 alle spalle del bravo Nappi. La seconda manche, un improvviso temporale, scombussola tutti i piani, ma Irlando, riparato il danno, non si dà per vinto, ed è proprio il caso di dirlo, fa fuoco e fiamme per far valere la sua legge, quella del più forte. Sull'asfalto scivoloso per la pioggia si proietta lancia in resta e distanzia Nappi di oltre 5 secondi. Nella somma dei tempi è lui ad aggiudicarsi il successo, il quinto consecutivo quest'anno, con 4 secondi e 9 centesimi di vantaggio. Un grande Piero Nappi ha dato a un duello entusiasmante per la vittoria. Già miglior tempo nelle prove ufficiali, il pilota napoletano con l'Osella si è potuto prendere la bella soddisfazione di aggiudicarsi la prima manche, volendo di oltre 1 secondo il record che apparteneva a Baribbi. Sul bagnato Nappi non ha voluto rischiare e si è visto superare da Irlando. Gli è rimasto il secondo tempo assoluto che nessuno è stato capace di attaccare. Ma ecco la sorpresa, Cavallari con la Lancia Delta integrale Proto. 20 secondi di ritardo nella prima manche sull'asciutto, ma primatore sul bagnato con il miglior tempo assoluto con la sua potente 4 ruote motrici. Alla fine, per somma dei tempi, il pilota udinese ha ottenuto un meritato terzo posto alle spalle di Irlando e Nappi. Una bella gara l'ha portata a termine anche Mirk Voldi con la potente Breda Alfa Romeo, quarto assoluto e primo nella categoria P2, la sua migliore prestazione stagionale. Con la Sighinolfi una bella soddisfazione è arrivata anche dal giovane Rosario Iaquinta, che sulla sta friulana è riuscito a ottenere la quinta prestazione assoluta dopo un duello combattuto sul filo del 10° di secondo con Savoldi. Il nuovo prototipo voluto da Franco Sighinolfi sulla base del Leggiada e che si avvale della direzione tecnica di Davide Melandri si sta rivelando sempre più competitivo. Non a caso, fra non molto, vedremo anche il campione europeo Egoscue su questo prototipo nella parte finale della stagione del campionato europeo. Intanto nel CVM la Sighinolfi sta comandando la classifica della categoria P2 con l'esperto Ivan Butti. A Verdegni Butti si è piazzato 7° assoluto, preceduto da Ferrari con lo Zelti A18. Ancora una delusione per Mauro Onesti, sfortunato anche a Verdegni. Dopo aver ottenuto il 4° tempo nella prima manche, nella seconda salita sul bagnato è impatto in un testacoda e si è ritrovato con un modesto 8° tempo assoluto. Ricky Braconi, terzo tempo nella prima salita, ha preferito invece addirittura dare forfait nella seconda manche, ritenendo la gara troppo pericolosa per la pioggia battente e l'asfalto viscido. Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. CVM con la Verdenis Sella Chiantutan, quinta prova del campionato. Splendida la prestazione offrita dal pilota locale Gianni Di Fant con la Ford Escort Cosworth Gruppo N, 10° assoluto e primo di categoria a tempo di record. In Gruppo N Di Fant ha preceduto Santus, che mantiene comunque la testa della classifica di graduatoria. Nella classe fino a 2500 ha vinto Cenedese con la Renault 5. Gli udinesi Marco Marchiol con la Renault Clio e il padre Gianni con la Honda Civic si sono imposti rispettivamente nelle classi 1000 e 1600. Anche la gara di Cabibo, sorretto da un gran tifo e giunto 11° assoluto con l'Alfa Romeo 155 GTA. La vettura, già protagonista nel superturismo con Rini e Nannini, si è rivelata a suo agio sull'asfalto bagnato, anche se non è stato per niente facile amministrare l'erogazione della potenza. Difficoltà sentita anche da Nicola Cagati, alla guida della Super 500. Troppi cavalli da gestire sul tracciato reso insidioso dalla pioggia. Incidenti, tutti senza conseguenze, ecco quello capitato a Crotti con la Renault 5 super salita, arrivato lungo alla staccata prima di un tornante. Un po' di paura il tonnò, ma nessun problema per il pilota.
In gruppo A è Erwin Pichler a conquistare il successo con la BMW 3, una gara corta, quella del pilota di Bolzano, che con questo risultato è riuscito nell'intento di sopravanzare Jaco Angeli in testa alla classifica di campionato della categoria. Con una prima manche strepitosa e una seconda manche impostata a contenere gli avversari, Pichler ha potuto giudicarsi la vittoria di gruppo con un vantaggio di 2 secondi sugli inseguitori. Sulla Renault Clio Maxi, con la quale Gabrielli aveva vinto la classe in Valle Camonica, questa volta è salito il realista Claudio De Cecco e anche il pilota udinese non ha avuto problemi a conquistare il successo di classe e un ottimo secondo posto di gruppo. Maurizio Jaco Angeli, il rivale di Pichler in campionato, questa volta ha dovuto accontentarsi del terzo posto di categoria a 3 secondi e 21 dal vincitore, mentre dietro la BMW del pilota laziale, Gigante ha ottenuto il quarto posto con la Lancia Delta. Trofeo Fiat 500 è scattata l'ora delle squalifiche. A niente è valso a Zanini rischiare mettendosi su 2 ruote. All'arrivo sarà primo, ma in sede di verifica verrà squalificato per una irregolarità riscontrata nell'attacco delle sospensioni della sua 500, così come il leader del campionato Bongiovanni, che aveva chiuso la gara al secondo posto. È quindi Squillace da giudicarsi la vittoria a tavolino, davanti a Leo Grande, miglior tempo nelle manche sotto la pioggia, Mancini e Spagnuolo. In campionato al comando è sempre Bongiovanni, ma ora con uno scarto minimo su Crescenza e Leo Grande. E con la crescita CVM anche gli organizzatori sono sempre più fiduciosi per il futuro di questa disciplina. La parola va a Giorgio Croce. Sono contento di come è andata la cosa, di quanti sono venuti a correre qui in Carnia, in Friuli. Mi pare che la nostra manifestazione sia stata nel gradimento dei piloti, è una cosa che mi fa molto piacere, che abbiano apprezzato quelli che sono i nostri sforzi, che sono dettati soprattutto, vorrei sottolineare, dalla passione che noi abbiamo, la preparazione del percorso, la sicurezza, tutti questi elementi che sono basilari secondo noi per un buon risultato di una gara in salita, e sono contento anche di far parte di queste 10 gare del campionato italiano, perché mi pare che è un sottolineare la bontà delle gare. Voglio fare un plauso alla sottocommissione e anche alla Salerno Corse, perché mi pare che siamo sulla strada giusta per potenziare ancora di più la popolarità delle gare in salita.